e ho iniziato a cantare a Boglio Violetta all'età di 13 anni con i pochi amici del paese. Dopo i Violette, io lo vedevo a partire di Aviletta e mi ha proposto di andare a fare qualche ripetizione con lui, dunque sono stato con il gruppo Aviletta, ho imparato a cantare con lui, ho imparato il canto polifonico e ho passato più di 7 anni con lui. E poi dopo abbiamo fatto con Stefano Casalta e Jean-Philippe Guissani, abbiamo fatto il gruppo Giramondo. La struttura di Giramondo era una struttura abbastanza importante, dunque c'era batterie, clavier, chitarre, enfin, ne poche affari. Dunque dopo questa esperienza che era un progetto che costava, che era difficile di esportare in continente, e noi il nostro scopo, la nostra volontà era di fare qualcosa di semplice, di arrivare a qualcosa il più semplice possibile, dunque erano e oggi. E oggi il fatto che noi siamo quattro così, senza quasi strumento, ci permette di battere abbastanza facile e di andare cantando nei luoghi, nelle cappelle, nei piccoli paesi, nelle regioni di Francia, in cui c'è poca gente, e poi ci permette anche di fare cattedrale a Bourges o Nastro, a Laon ultimamente, di cantare davanti a 1500 persone, come di andare cantando delle cappelle con 70 persone. E questo era un affare che ci interessava a noi. La rassegna, infatti, c'è un tecnico che lavora con noi da parecchi anni, che un giorno mi ha chiamato, mi ha detto guarda, hanno bisogno di un cantautore corso, posto che il progetto rassegna gli dà unisce sfarenti cantatori di un Mediterraneo, cantatori comunque che conoscono il canto tradizionale, e dunque a me mi ha interessato subito. E poi ciò che mi ha interessato è di poter lavorare con niente da stro. Posso mica parlare di un mio percorso senza parlare di un percorso di Massimo, posto che abbiamo cominciato veramente insieme, eravamo in 78 e in 78 abbiamo scoperto appena il canto tradizionale, il canto piuttosto il canto undiato a stepica, perché si parla più di murini, di canto corso, e per noi eravamo che siamo appena più giovani che elli, è stato veramente qualcosa che ci ha veramente l'abbiamo ricevuto in piena faccia, se lo si può dire così. Con Barbara Fortuna, ma mi occupo anche di tutto ciò che è contatto con gli organizzatori, so io che mi occupo di guardare quando hanno Bertimo, di sapere che tutto si passava, che gli affari siano precisi, e so io abbiamo questa passione per il contatto con la gente di Vorra, ci parliamo parecchi mesi in avanti, e dopo quando partiamo ci scontriamo e è un piacere di farsi un'idea di una persona e poi dopo di scontrarla. Barbara Fortuna, Nathalie, bonjour. Oui, salut Laurent, comment vas-tu? Oui, bien, merci, comment? Oui, oui, oui. Écoute, est-ce que tu as eu des nouvelles de la Hollande? Parce que nous, on n'a toujours rien.
Ah, d'accord. Il y en a un qui est sonorisé, d'accord. Mais je t'envoie la fiche technique aujourd'hui, par mail. Ça va? Allez, Laurent. À la prochaine. Au revoir. Salut. Ah, Jean-Philippe, salut. Ça va? Ouais, ça va. Dis, je viens d'avoir Laurent. Ah, d'accord. Laurent, tu sais? Ouais. Et bon, apparemment, il y a un des concerts qui est... au moins un des concerts qui est confirmé À sonorisé. Rotterdam? À Rotterdam, oui. D'accord. Tu vois? Pare un travaglio appena in grado, ma Sarà confirmato. finalmente è un travaglio che mi piace assai, perché si è in contatto con gente. E so solo del gruppo a essere così in contatto con gente. Oggi io è appena complicato di girare un gruppo, ma ci sono telefonate tutta la giornata per trovare gente che possono essere interessati, vorremmo fare, dopo c'è il primo contatto è questo, dopo noi gli mandiamo qualcosa, ricevono qualcosa, si fa il contatto, si fa l'artistico, sentono le canzoni, sentono i canti e dopo si parla di soli ben intesa. Di appena dice Radio è bella che c'è un aspetto commerciale in un gruppo così, perché siamo tutti professionali, dunque c'è un nostro stentabane. Poteva un po' cambiare. Sarebbe ora. Davvero. Primo di dicembre. E questa è la casa, è sempre giosa. Ah qui ci vai mo. Ci immaginiamo, D'arrivo non un chiaro, peccato. c'è di arrange così così. E che la mangiate queste? Vabbè, dobbiamo dire perché sì, Siamo tronco noi, saltiamo ci per siamo la passati testa. avanti. Insomma. Un peccato questa casa così Qui ci bella. giocavamo quando era in cantiere, guarda. Perché abbiamo fatto un altro gustino. Era giusta ma che è finita. Ci sarà che sia. Ma vabbè, Andiamo qua. a bere se lo c'è Antoine Giampiero. Oh i gas, c'è che sia qui. Ci saranno. L'ora si sente, ma Chi sia ci se ne ci sono. Milo? Lì, cosa di molto. Poi comunque siamo stati parecchi a cantare, penso a Yves Lecce, quanto erano? Perché uno c'è ancora Da nostra età, dopo... Non si da, dopo tu sei appena più giovane. Da metà era dei primi, era della prima lega. Prima lì. vero. Maxime dirà chitarrista all'epoca, non cantava manca appena. Mi impegna di cantare. No, io cantavo e giocavo, io mi accompagnavo. E dopo ci siamo trovati anche a cantare insieme in Olmeda. E Era di te, radio 2-3-14 Ah, anni. io mi ricordo. Ti ricordi? Ci eravamo trovati a cantare in Olmeda e anche qui a Boglio, se l'hai viste, cacchi botta. che botte, è vero. No, ma poi è sempre stato... Non è mica sempre stato, ma da voi... Da poi, a fine anni 70, negli anni 70 è un paese dove si è passato a fare. perché o voglio, non si sa mica. Sì, o forse perché ce n'è uno che ha cominciato e l'altro... Perché Win è buono, allora lei sa, no? Non completamente. No, a me basta. La La salute, eh? Ah, salute. Oh, ciucciarella, un sai quanto ti adoro, e dove vezze, e doglane d'oro, ciucciarella inzuccherata, quant'è lunga sta notata, fai la nina e fai la nanna, udo a buiara campagna. Troia un Quella è una carta di un uomo a caro che scrive a sua sorella, dice che tutto va bene, si passa a fare nel 1908 e guardando sul ritratto tutti i stomi che hanno poco preso 20 anni, che è venuto l'idea di fare un canto fiore per rapporto a stomi che sono andati sul ritratto che
non so mica quale li so, e di già canzone so figure di memoria scordate e di non si cerca su mia con o abo, o zio o lo abone, e veramente non ta questa, non ta o soggetto così che nato canto. So fiore di memoria scordata, testimoni di un tempo ne più, pisi fiere alla tierra l'andato, di una vita appena principiata, e sorrame per le sopra more, come un fiore non cuspannato. Iedi so sguardi ne ferma solo sta fiora come d'un temporale con segro abio che asciò. So vede quale dove nale falsi amore, sincere passione, ci recaso mie so dire una marena, io non te ma sponda che lo mare roena, oggi ferma bella so senza nomi, senza età, senza storia.